con contesto bianco, con la nostra felpa per questa campagna elettorale, ma ci ha già raggiunto, prima di qualsiasi altra cosa che poi parleremo fra qualche secondo, ci ha raggiunto il candidato presidente Alberto Stefani per tutto il centrodestra. Facciamogli un grande applauso, eccolo qui con noi! Mi è sembrato un po' Gatti. Dai, dite! Facciamoci un po' sentire. Questo sarà il prossimo presidente per i prossimi 10 anni della Regione Veneto, il nostro futuro, ragazzi. Allora, questa sera siamo qui assieme a tanti amici e alcuni, mi scuso per questo, non hanno nemmeno il posto da sedersi, abbiamo aperto una sala di là, altri non ce la fanno, quindi è un momento di grande gratitudine da parte mia e da parte di tutta la squadra, perché vedete, in campagna elettorale come in qualsiasi altra parte, avere degli amici, delle persone che condividono un percorso, tante volte anche al di là dei contesti di natura strettamente partitica, ma che comprendono i valori di appartenenza, quello a cui crediamo, ed è uno degli aspetti che noi abbiamo sempre citato, forti dei nostri valori, che non è un qualcosa di vecchio, ma è qualcosa di recente, del futuro, della vita di tutti i giorni che noi abbiamo. Cosa significano i nostri valori? La vita. La vita. La persona, il Veneto nel cuore. Cosa significa il Veneto nel cuore? Significa avere nel cuore i propri cittadini. E avere nel cuore i propri cittadini significa prenderli in carico, capire, ascoltare. E credo che questo sia l'aspetto fondamentale, esserci in mezzo tra la gente. E vedete, io vi diffido, lo dico a parole chiare e forti, a correre dietro chi si vede nell'ultimo mese di campagna elettorale, dopo per 5 anni non si vede mai. I nostri sindaci, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori, ognuno di voi, il grande mondo del volontariato, che c'è sempre e ci sono sempre, perché se non ci fossero non andrebbero avanti le cose e non si risolverebbero i problemi, perché è facile scappare dietro una TV, dietro a questo qua che abbiamo tutti i giorni, che viene il nuovo problema della sanità, che è, come si chiama? Il contesto carpale, il tunnel carpale, ecco, bravo, il tunnel carpale, no? Che era una roba che mai nessuno, no? Adesso c'è il problema, il tunnel carpale, perché siamo tutto il giorno con quelle due auto che facciamo e così risolviamo i problemi. Allora voi capite che nella vita serve tutto ed è giusto che sia così, però ritornare a fare la politica vera, concreta, ascoltando sempre, tutti i giorni, per 5 anni per chi c'è, è difficile, perché è più facile dire fa così, ma chi invece deve ascoltare, capire e dare delle risposte è molto più difficile. Ed è la differenza della politica da chi ci crede e da chi invece gioca altre partite. E oggi siamo in un momento importante e fondamentale, quello del futuro del nostro Veneto, e lo stiamo mettendo in mano a una persona che ha fatto il sindaco, quindi come qua tantissimi amministratori che ringrazio della loro presenza, che sono tutti i giorni in front office dei nostri cittadini, che va a tirare a giacca e non ci scappi, perché i nostri comuni, cosa che fai voi, qualsiasi presentano, poi abbiamo i veronesi, i vicentini, i rodigini, i trevigiani, i veneziani e i bellunesi, quindi abbiamo tutta la squadra e credo che questo sia un momento di grande orgoglio, ma anche di grande condivisione, di mettersi assieme. Non serve la divisione, serve mettersi assieme. Ed Alberto Stefani, che è il nostro candidato presidente,
riuscirà, ne sono certo, sicuro, non a fare il presidente, di questo sono certissimo, ma riuscirà a ridare la forza della nostra regione a guardare al futuro per i prossimi 10, 20, 30 anni, perché oggi è il momento della riprogrammazione di una società che è cambiata. E quando gli amici del mondo dell'agricoltura, della terra, noi partiamo dalla terra, dal primario cosiddetto, e da qui costruiamo quello che è il nostro futuro. Ma dove siamo partiti? Siamo partiti dalla persona, dalla famiglia. Persona, famiglia, casa. Se non aiutiamo i nostri giovani a costruire casa e interveniamo su questo, non vanno, non si riesce a fare famiglia e non c'è natalità. E quindi dobbiamo aiutare a fare i figli, quindi dobbiamo dare i servizi. Se voi vedete questo malloppo, non fregare il tuo programma. Questo malloppo che noi l'abbiamo fatto con voi, e che bello, l'abbiamo fatto con voi. Vedo qua i presidenti di molte associazioni che ringrazio, l'abbiamo fatto con voi, molti cittadini, l'abbiamo fatto con voi. Siamo partiti a luglio, dateci le vostre proposte, dateci i vostri suggerimenti. Abbiamo costruito un programma che una volta non guardava nessuno, negli ultimi 10-15 anni nessuno gli fregava di quello che scrivevi. Oggi invece la gente vuole sapere, per fortuna, cosa tu vuoi proporre, dove tu vuoi andare, cosa sono le tue priorità, qual è il tuo programma. E credo che questo sia l'obiettivo. E noi abbiamo costruito un programma che può essere modificato, chiaramente e giustamente, però con dei principi e delle priorità. E la bellezza che abbiamo scoperto in questo percorso, non so come mai, ma abbiamo avuto una grande condivisione con quest'altro programma, che è quello del Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Prima il sociale, prima la sanità, prima la persona, prima tutti noi. Chiaramente il suo è molto più importante, molto più pesante, è il programma del centrodestra, ma in modo particolare del Presidente Alberto Stefani. Per noi è il nostro programma, ma che ha condiviso totalmente i principi, i valori che sono i valori della nostra vita quotidiana, e da qui partiamo. Non possiamo andare da nessun'altra parte. Prima il sociale. Come lo viene prima il sociale? Prima il sociale. Che vuol dire? Il sociale cosa vuol dire? Tutti, perché il sociale significa dalla nascita all'adolescenza e tutti i servizi che ce ne sono, alla famiglia, alla genitorialità, ai giovani, alla casa, al lavoro. Senza lavoro non c'è dignità. E chi ci dà il lavoro? Il lavoro ce lo dà l'impresa. Agricoltori, artigiani, commercianti, industria, turismo, il grande turismo del Veneto e tutto quegli altri che ne consegue, tutti gli altri settori che adesso cooperazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo è il percorso. E poi andremo a vedere cosa ci manca nel Veneto: le grandi infrastrutture, l'ambiente, la terra, montagna, laghi, mare, pianura. Questo è il nostro territorio. Non ci dimentichiamo la sicurezza, non possiamo dimenticarci il turismo, l'ho detto prima, le città d'arte, ma il Veneto è una terra straordinaria e meravigliosa. Noi la dobbiamo prendere oggi, dobbiamo prenderla partendo da noi, al centro della persona, lo ribadisco, e la dobbiamo programmare per il futuro. Una società che è cambiata, come cambia normalmente, c'è stato un percorso. Oggi questa squadra cambierà la misura futura del Veneto e lo cambierà con Alberto Stefani presidente. E credo che questo sia l'UDC, l'Unione di Centro, vuole dare il suo contributo, e questo è il contributo di moderazione, di
concretezza, di esperienza, di serietà, di professionalità. Perché se mi dovesse fare il costruttore, casca a casa, chi è il medico qua dentro? Se mi facesse il dottore, uso il dialetto venete, cioè il medico, qua dentro non va fuori nessuno, È lo stesso in politica. Se tu sbagli, il sindaco sbaglia una delibera, mette a carità un quartiere, un comune. Se la regione sbaglia una delibera, mette a carità una categoria, una regione. Se il Parlamento sbaglia una delibera, una legge, mette a carità chiaramente una nazione. Allora voi capite che la professionalità è fondamentale, la serietà e tutte le altre cose, è fondamentale. I dilettanti allo sbaglio, l'abbiamo visto qualche anno fa dove ci hanno portati, ed è meglio non parlare più. Quindi anche in politica servono persone oneste, capaci, trasparenti, ma con professionalità e capacità di fare il proprio lavoro. Io credo che tutto questo, l'Unione di Centro, la nostra squadra abbia tutte queste caratteristiche, ma ancora di più ce l'ha il nostro presidente Alberto Stefani, che vorrei dargli la parola e ringrazio di essere venuto questa sera. Grazie Alberto. Allora, buonasera a tutti. Devo dire che ha una bella verve, soprattutto molto intensa. A fine di sta serata diranno che il democristiano sono io. Però sono felice di essere qui tra i tanti appuntamenti di oggi. Oggi abbiamo girato 3 province, siamo passati tra la formazione professionale, il mondo delle imprese, il mondo delle categorie. Adesso sono qui a Cervarese, poi sarò a Trebaseleghe a chiudere la giornata elettorale, ma ci tengo ad essere qui perché l'Unione di Centro e Antonio sono amici, alleati, ma soprattutto compagni di un percorso fatto insieme, e il programma che abbiamo scritto insieme è un programma che pone la persona al centro. Tantissimi si sono un po' stupiti, ma come un candidato di centrodestra che parla di sociale, che parla di sanità, che parla di ambiente? Ma io vi domando, ma queste persone hanno mai parlato con la gente in questi giorni? Noi abbiamo costruito questo programma elettorale parlando con le persone, abbiamo aperto oltre 2500 punti di ascolto di coalizione in cui abbiamo raccolto contributi, abbiamo raccolto segnalazioni, abbiamo raccolto proposte e abbiamo scritto un programma elettorale che tiene conto di alcuni trend demografici. Avremo una popolazione che invecchierà sempre di più ed è una notizia positiva, perché vuol dire che l'età media si sta allungando, vuol dire che si vive più a lungo, ma questo comporta una serie di conseguenze. Un politico serio, un'amministrazione seria deve guardare avanti, deve guardare non alla società di oggi o alla società di domani o dopodomani, deve guardare alla società dei prossimi decenni. E quindi è necessario mettere al centro la persona, pensare che l'età anziana non sia la cura dei sintomi, ma sia la cura dei bisogni della persona, fisici e psicologici, in cui la residenza per anziani non sia un punto esterno al comune, ma sia una parte integrante di quella comunità locale, all'interno della quale esiste un sistema di attività che viene fatto insieme alla realtà locale, di invecchiamento attivo, di proposta, di interventi che vengono fatti anche a livello locale per curare anche l'aspetto legato all'anzianità, ma non solo. L'idea di quartieri inclusivi, di un'urbanistica sostenibile, di una residenzialità in cui i servizi sociali siano vicini alla persona. Aumenteranno anche le non autosufficienze, magari anche le persone parzialmente non autosufficienti, e non deve essere un problema, deve essere una situazione che va presa in considerazione tenendo conto della necessità di avere i servizi sociali e sanitari vicini alle persone, vicini alle comunità. Questa sarà l'urbanistica del futuro. Queste saranno le soluzioni che dovremo adottare nel futuro, residenze per anziani attrezzate, capaci di poter affrontare questa situazione. E dall'altra parte servizi per la prima infanzia, servizi che vengono rivolti in particolare
alle giovani coppie che vogliono costruire una famiglia, c'è bisogno di utilizzare i fondi sociali europei per garantire aiuti alle famiglie anche per quanto riguarda, e lo ribadisco, gli asili nido e le scuole materne paritarie, che sono la stragrande maggioranza degli asili e delle scuole materne del Veneto. 2/3 delle scuole, delle strutture per la prima infanzia, perché tecnicamente si chiamano così, sono strutture che non sono pubbliche in Veneto e non sono strutture che sono private in cui i bambini decidono per forza di andare in una struttura privata, perché in alcune realtà locali esiste solo l'asilo parrocchiale, scusate, la scuola materna parrocchiale, la struttura per la prima infanzia parrocchiale. E quindi è necessario prendere atto di una situazione che fa parte della storia di questo territorio, che fa parte della storia del Veneto, e dobbiamo garantire ai nostri bambini uguali tutele e uguali garanzie, uguali aiuti economici, anche e soprattutto tenendo conto che la stragrande maggioranza frequenta strutture paritarie che fanno parte della storia del nostro territorio. Non solo, il tema legato alle giovani coppie: nel programma troverete una parte dedicata alle strutture residenziali per giovani coppie, quindi social housing per ragazzi che vogliono mettere su famiglia e che lo possano fare con prezzi accessibili e affitti calmierati. Oggi è troppo difficile per un giovane potersi permettere una casa ed è necessario ripensare all'edilizia popolare, che non può essere l'edilizia popolare che abbiamo vissuto negli ultimi 30 e 40 anni, deve essere una politica residenziale legata e targetizzata alle giovani coppie, ai ragazzi che vogliono costruirsi una famiglia, che vogliono stabilirsi in un determinato territorio, e dobbiamo dare loro questa possibilità anche sfruttando le opportunità che la rigenerazione ambientale, che la rigenerazione urbana mette a disposizione dei comuni e delle strutture regionali. Tutelare l'ambiente, visto che parliamo di rigenerazione urbana, non è qualcosa di sinistra. Oggi abbiamo sdoganato in questa campagna elettorale il termine sostenibilità ambientale anche per il centrodestra, una cosa che in realtà le persone già considerano normale, ma che magari qualcun altro non lo considerava normale. Io credo invece che sia assolutamente fondamentale che il tema dell'ambiente non abbia colori politici, perché non è un tema di sinistra. Il rispetto dell'ambiente e la tutela dell'ambiente è un tema anche e soprattutto di centrodestra, con un ambientalismo che non sia ideologico, ma sia pragmatico, sia pratico. Sfruttiamo le opportunità della rigenerazione urbana, aiutiamo gli enti locali maggiorando i punteggi per l'accesso ai finanziamenti regionali se fanno opere di rigenerazione urbana, aiutiamo i ragazzi a prendere i mezzi pubblici con tariffe sociali, perché non possiamo pensare che si possa parlare di mobilità sostenibile se un ragazzo del Polesine deve farsi 4 abbonamenti per poter andare a scuola. C'è bisogno di poterle aiutare queste famiglie, di dare ovviamente dei servizi, e per questo abbiamo proposto il biglietto unico intermodale, il biglietto che metta insieme più mezzi pubblici, grazie anche a un'applicazione che possa garantire ai ragazzi di poter usare lo stesso biglietto per più mezzi pubblici, di poter utilizzare quindi il trasporto sostenibile. Il tema ambientale oggi ho visto che ci hanno pure copiato l'idea, quindi significa che l'avevamo indovinata. Oltre a questo, aiutare anche e soprattutto i giovani nel loro percorso scolastico, ricordando che la formazione professionale e la formazione tecnica degli studenti, dei ragazzi, sono formazioni di serie A. Entro il 2030, oggi ho fatto un incontro con Forma Veneto insieme a tantissimi ragazzi degli istituti professionali di Treviso, e abbiamo analizzato un dato che entro il 2030 mancheranno oltre 280.000 lavoratori qualificati in Veneto, un dato allarmante che ci deve sollecitare a trovare una risposta chiara, che non può essere l'immigrazione indiscriminata,
La risposta a questa soluzione deve essere una risposta di prospettiva, e l'unica risposta di prospettiva che possiamo dare alle nostre imprese è integrare la formazione tecnica e la formazione professionale con il mondo dell'impresa. Dobbiamo cambiare la mentalità. Non tutti i ragazzi, per sentirsi affermati, devono laurearsi. Non tutti devono essere dottori nella vita. Un ragazzo che frequenta un istituto professionale o un istituto tecnico è un ragazzo affermato, è un ragazzo che contribuisce al progresso imprenditoriale di questo territorio, è un ragazzo che permette a questo territorio di poter andare avanti, ed è necessario farlo investendo sulla formazione professionale, investendo sulla formazione tecnica, che è una formazione flessibile, perché va sempre al passo con i tempi, perché riesce ad intercettare i cambiamenti della tecnologia nel mercato del lavoro, perché permette a questi ragazzi di affinare delle abilità da utilizzare subito nel mondo dell'impresa. E le imprese hanno bisogno di questo, hanno bisogno assolutamente di questo. E quindi per dare una soluzione di prospettiva è assolutamente fondamentale integrare sempre di più il mondo della scuola, in particolare quella professionale, in particolare quella tecnica, con il mondo delle realtà imprenditoriali, con il mondo dell'impresa, incentivando anche le imprese a poter fare formazione già nel settore imprenditoriale durante il periodo di formazione. Già qualcosa si è fatto con dei buoni risultati, molto di più si deve fare soprattutto nei prossimi anni. Questa è una risposta che noi come amministrazione regionale, qualora i veneti decidessero di dare fiducia a questa squadra, dovremo dare fin da subito. La formazione professionale e la formazione tecnica saranno le chiavi della formazione del futuro di questo territorio. E oltre a questo il tema delle infrastrutture. Abbiamo la necessità di un forte sviluppo infrastrutturale nel nostro territorio, ci sono tantissime realtà che hanno bisogno in particolare di infrastrutture, però quando si parla di infrastrutture è giusto dire dove vogliamo reperire finanziamenti. E per reperire finanziamenti c'è in atto un progetto molto interessante, che è quello che ho più volte presentato in questi giorni, della costituzione di una holding autostradale del nord-est, che è permesso dal lavoro già fatto dalla Regione del Veneto, che ha fatto un grandissimo lavoro su questo, da un emendamento con cui abbiamo sbloccato la possibilità di dare in concessione la Brescia-Padova alla società in-house della nostra regione, cioè CAV, che permetterebbe di reinvestire gli utili di quel pezzo di autostrada, che quindi diventerebbe gestito da una concessionaria regionale, nello sviluppo infrastrutturale del Veneto. Questo è un grande traguardo che io ho seguito a livello parlamentare e che mi piacerebbe tantissimo poter rendere realtà insieme a questa squadra. Una squadra che conosce il territorio, conosce l'importanza delle infrastrutture, conosce anche l'importanza di collegare le infrastrutture, perché è fondamentale che ci siano dei collegamenti. Ieri abbiamo aperto finalmente il tavolo, parlo per i vicentini presenti, della Valdastico verso nord, grazie alla collaborazione del presidente Fugatti, che ci ha dato disponibilità per la prossima amministrazione di poter garantire questo percorso, e tanti altri sono i percorsi che possiamo aprire e utilizzare anche grazie, soprattutto grazie a un lavoro di squadra. Io credo sempre di più che si passerà ad una visione circolare e poliedrica della politica, in cui ognuno darà il proprio contributo e in cui i contributi migliori saranno messi in pratica per garantire la migliore risposta da parte della nostra amministrazione regionale ai territori. Territori che sono la voce delle comunità locali. Io ho fatto il sindaco, vengo da un'esperienza locale, ho fatto il consigliere comunale appena 19enne, poi ho fatto il sindaco del mio comune, e credo sia fondamentale avere amministratori e soprattutto persone che vengano dal mondo dei territori, che conoscano quel territorio via per via, quartiere per quartiere. Questa è la politica della prossimità, dell'essere prossimo al cittadino, di essere vicino al cittadino, e questa deve essere la chiave della nostra amministrazione regionale, mettendo al centro le persone, mettendo al centro chi è più fragile,
mettendo al centro il futuro del nostro territorio con un piano giovani che presenterò tra l'altro nei prossimi giorni, che appunto offra una speranza alle tante generazioni che vogliono insediarsi in questo territorio e vogliono rimanere in Veneto. Su questo e altri temi poi abbiamo scritto un programma di governo che parla anche di energia. Oggi in Veneto, in ogni provincia, abbiamo almeno 2 multi-utilities. C'è la necessità di studiare un bacino unico integrato che decida tariffe, che decida regole, insieme e in sinergia con le multi-utilities, e perché no, in futuro anche studiare magari un gestore unico, come avviene già in altre regioni dove c'è un gestore, una regia regionale su questo tema che permette di essere competitivi, di essere forti e di poter conquistare fette di mercato importanti. Il nostro sarà un programma che guarda anche all'innovazione. Abbiamo proposto un forte collegamento tra il mondo delle imprese e il mondo dell'università, cosa che c'è stata tra l'altro richiesta anche da tantissime voci che vengono dal mondo degli atenei universitari, che metta insieme il sistema imprenditoriale e le borse di specialità, i tanti ragazzi che escono dal percorso universitario, in modo tale da avere un campus permanente che trattenga in Veneto i migliori talenti, le migliori menti di questo territorio. Su questo noi dobbiamo investire e dobbiamo permettere il più possibile che se un'impresa vuole investire in un ragazzo lo possa fare senza troppi vincoli burocratici. Se ci sia la possibilità da parte dell'università di avere dei ragazzi validi, pronti per poter sviluppare dei progetti specifici in una determinata materia, l'impresa possa vedere l'università non come un limite, ma come un vantaggio, e possa richiedere ragazzi che escono dal mondo dell'università e poter investire nelle loro capacità e nella loro possibilità di far progredire l'impresa in questione. Questo è assolutamente fondamentale. Io credo e concludo che questa è una squadra, sia una squadra capace di portare la voce dei territori, perché è facile venire in campagna elettorale a raccontare proposte e ovviamente programmi, è molto più difficile riuscire a costruire una squadra che viene dai territori, che sia in grado di portare la voce delle comunità locali a livello regionale. La prima regola che ho chiesto a tutti i candidati è non rispondere agli attacchi, non rispondere alle provocazioni, non rispondere alle polemiche. Chi sente la responsabilità di dover guidare una regione non deve perdere tempo, non deve perdersi in polemiche, non deve perdersi in attacchi, lasciamo che siano gli altri ad attaccare. Noi non abbiamo bisogno di attaccare nessuno. Noi pensiamo al nostro territorio, pensiamo alle nostre comunità, pensiamo ad ascoltare la nostra gente, non guardiamo il resto. Continuiamo a lavorare sui territori, continuiamo ad ascoltare i nostri cittadini, continuiamo a scrivere insieme il programma del Veneto di domani e continuiamo ad avere come unico interlocutore il Veneto e come unici interlocutori i cittadini del Veneto. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E io spero che questa linea comunicativa piace ai veneti, che sono persone pratiche, che sanno benissimo che sul sociale, sulla sanità non esiste destra e sinistra. Sul sociale e sulla sanità esiste chi ascolta il territorio e chi vuole fare strumentalizzazione. E noi strumentalizzazione su questi temi non la vogliamo fare. Allora, abbiamo davanti delle sfide, la sfida demografica, l'invecchiamento della popolazione, la denatalità. Pensiamo che dal 2008 al 2023 sono nati il 32% di bambini in meno. La transizione digitale e tecnologica che si abbatterà in maniera pesante sul mondo del mercato del lavoro, ed è una cosa che dovremmo monitorare, dovremmo gestire. Ci sarà la transizione ecologica, quindi la capacità da parte delle nostre realtà di poter essere sostenibili anche dal punto di vista ambientale. Avremo davanti
sfide per i prossimi 10 anni. Sta a noi decidere se vedere queste sfide come un problema o se invece, come io credo, come noi crediamo, individuare queste sfide come un'opportunità straordinaria per il futuro di questo territorio. Noi non dobbiamo guardare a domani, non dobbiamo guardare a dopodomani, sicuramente dovremo affrontare delle scelte importanti, ma dovremo affrontarle per la società dei prossimi decenni, perché questa è l'unica modalità che potrà permettere alle nuove generazioni, alle nostre generazioni e alle generazioni che verranno dopo di noi di poter avere un Veneto sempre più forte, sempre più coraggioso, sempre più sostenibile, sempre più innovativo. Io vi ringrazio. Vi ringrazio e concludo ricordando l'importanza che il nostro territorio ha per il mondo imprenditoriale. Oggi, tra le tante iniziative, ho incontrato delle associazioni di categoria. Nei giorni scorsi ho incontrato le associazioni di categoria del settore primario, oggi del settore secondario e del settore terziario. Credo sia assolutamente fondamentale fare sinergia. Il mondo dell'impresa è il tessuto connettivo del nostro territorio e le sfide le possiamo affrontare se il mondo dell'impresa è alleato alla politica e se la politica sarà alleato con il mondo dell'impresa. Noi non possiamo dimenticare che il motore di questo territorio continua ad essere un risultato straordinario che il nostro mondo imprenditoriale ha saputo raggiungere in questi anni e che continua a consolidare negli anni. E quindi è assolutamente fondamentale che il progresso del nostro territorio passi per chi ha la voglia di innovare, ha la voglia di rischiare, ha la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto ha il coraggio di guardare al futuro. A noi la responsabilità non fa paura, a noi il futuro non fa paura e ci entusiasma poter scrivere una nuova pagina di storia del Veneto e soprattutto scriverla insieme a voi, amici dell'Unione di Centro. Grazie a tutti. Grazie. Allora, come avete visto e avete soprattutto sentito, quello che vi dicevo all'inizio è stato confermato dal percorso che ha fatto, perché ha fatto un percorso, vorrei dire, non di campagna elettorale, ma ha fatto un percorso talmente chiaro sui punti e sul programma di un presidente che guarda concretamente a quelle che sono quella che è la realtà e i bisogni del nostro Veneto. E vedete, qui si dimostra la serietà della persona e del nostro candidato, a cui va veramente il nostro grazie e veramente il nostro grande applauso. Ma volevo dire che stavo dicendo una cosa, no? Sono quasi preoccupato. Sapete perché? Perché sta qui democrazia di vince. Questa è una cosa che ci fa un grande onore, al di là delle battute, che significa che ha cuore, che ama quelle che sono veramente i nostri cittadini, il nostro Veneto. Vedete, il nostro Veneto siamo ognuno di noi. E il nostro Veneto comprende tutti, una grande squadra che si deve mettere assieme anche al di là dei colori di appartenenza. Io lo dico sempre, i valori che appartengono a ognuno di noi non hanno colori, ma è chi ci crede a portarli avanti, a chi ci crede a tutto questo. E vedete, lui ha citato il sociale, la sanità, ma anche la nostra impresa, chi ci crede nell'impresa, che colore ha l'impresa? Il mondo agricolo che colore ha? Il mondo dell'artigianato che colore ha? Vedo qui il presidente
della nostra Camera di Commercio. La Camera di Commercio che rappresenta tutte le nostre aziende. Che colore ha? Appartiene a tutti, come ognuno di noi, come ogni lavoratore, o ognuno nel grande mondo del volontariato che vedo qui presente, dalle Proloco agli Alpini, a molte altre associazioni che sono qui da noi, che seguono i bambini, gli anziani, i disabili o qualsiasi altra cosa. Liberi professionisti, non parlo dei sindaci, perché sono le persone e dei nostri amministratori quelli che veramente per fare quel lavoro sono veramente, dobbiamo mettersi medaglia, perché voglio dire, sono tutti i giorni a contatto con i nostri cittadini, con i problemi. Allora, io volevo, visto che siamo tutti bianchetti anche noi con la nostra bella felpa, ne abbiamo fatta una anche per il nostro Presidente. E allora, siccome lui ci deve lasciare, perché altri appuntamenti dopo noi continueremo con la nostra carrellata, non lunga, perché come sapete siamo sempre abbastanza precisi, però ecco, prima che lui se ne va vorrei che facessimo la foto con tutti i candidati, se siete così gentili. Mi scusatevi tutti i presenti per questa piccola variazione, però ecco, ci serve, perché alziamoci tutti in piedi e dopo facciamo la presentazione di tutti noi. Forse conviene venire tutti davanti, perché se no non ce la facciamo. Allora, se il fotografo ufficiale ce la fa, nei telefoni state giù perché sennò non ce la fa. Allora, grazie a tutti, sediamoci che continuiamo la presentazione. Allora, ringraziamo ancora il nostro candidato presidente Alberto Stefani, con un grande applauso. Io direi quindi accomodiamoci, continuiamo con la presentazione e cominciamo subito con la presentazione dei candidati padovani della loro serata, quindi direi di partire subito dalla mia sinistra con Massimo Cavazzano. Prego Massimo. Buonasera a tutti, allora intanto grazie, inizio per tutti. La cosa primaria che mi viene da dire è che da quando ho 24 anni milito in questo partito, milito a fianco di Antonio e insieme a tanti amici abbiamo portato avanti questi progetti. Oggi faccio il sindaco, nella vita però da 38 anni faccio l'architetto e l'imprenditore, al tempo stesso sono vicepresidente nazionale di ANCI e proprio grazie a questo impegno, ad esempio, abbiamo messo in moto 800 milioni di euro
proprio in questi giorni che riguardano i giovani che apriranno una partita IVA. Al tempo stesso mi sono sempre impegnato all'interno delle nostre realtà nel mondo del volontariato, nel mondo dell'artigianato, dove ho anche insegnato, all'interno dell'università. La cosa più importante però che tendo a sottolineare in questi tempi sono due aspetti, anzi tre. Il primo aspetto: noi non possiamo fare in maniera tale che quello che sta succedendo ricada nella nostra socialità e nella nostra sanità. Perché non capiti tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo ridurre assolutamente le patologie. Per farlo ci vogliono più soldi in prevenzione. Fate presente che 2 euro di prevenzione fanno 14 euro di sanità. Quindi la cosa più importante che dobbiamo fare è ridurre ad esempio i 12 milioni di italiani che fumano, che sono la seconda causa di morte in Italia. Quindi dobbiamo lavorare su questo. Secondo punto invece fondamentale sono i servizi delle nostre comunità, ma soprattutto la qualità dei nostri ragazzi che sono ridotti in specie, perché ne abbiamo pochissimi ormai. Quindi abbiamo messo in moto il servizio civile comunale dei ragazzi, dalla quinta elementare ai 18 anni. Cosa si fa? Si fanno accordi con le associazioni, questo permette ai ragazzi di lavorare fin da subito, di fare quello che piace a loro e soprattutto di imparare una cosa bellissima, che è il mondo del volontariato, perché il mondo del volontariato fa la differenza sul resto. Grazie a tutti, lavoreremo, è l'ultima cosa che dico. Ho scritto un pezzetto della legge 50, che è quella che fa la riduzione solo del Veneto. Sicuramente siamo avanti anche su questo, ci vuole un po' di tempo ma ci arriviamo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Manuela Baldo, sono un ex insegnante di scuola primaria e sono in pensione da settembre. Ho fatto il lavoro più bello del mondo, l'ho fatto per scelta perché a 19 anni sono entrata in ruolo come vincitrice di concorso, sono entrata nelle aule e ho respirato l'aria della scuola praticamente per tantissimi anni, dall'infanzia fino all'università e anche al conservatorio, grazie anche ai miei figli, quindi sia come insegnante sia come genitore. A me sta tanto a cuore l'istruzione e la cultura, mi stanno proprio tanto a cuore. Io credo fortemente che, come dice il nostro programma, che io abbraccio totalmente e ringrazio il senatore De Poggi di avermi dato questa possibilità, la possibilità di essere qua con voi questa sera e di essere in mezzo alla gente in questo periodo, per dire la mia, e cioè che l'istruzione, la scuola deve essere posta al centro. Perché? Perché la scuola è formazione, la scuola è comunità, la scuola è famiglia, la scuola è tutto. Si deve partire dalla scuola e garantire una buona educazione a tutti quanti. Quindi io ho un sogno nel cassetto e vorrei che l'istruzione diventasse proprio un'eccellenza nella nostra regione, come altre eccellenze che abbiamo già. Quindi grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Allora, scandalo gli amici di Vicenza e fanno vedere la nostra squadra vicentina, prego. Eccoli, questi sono tutti i nostri bravi. Adesso Maurizio Martinello. Sì, buonasera a tutti, Maurizio Martinello, sono un tecnico di prevenzione ambientale, mi occupo soprattutto di sicurezza sul lavoro e faccio corsi di formazione e progetti di formazione per questi corsi, soprattutto in ambiente aziendale. Mi permetto di dire che sono dell'UDC da quando è nato e sono sempre stato vicino a questo mondo e fortemente credo nei valori che sono nei manifesti, ma che sono anche nei manifesti delle precedenti tornate elettorali. Quindi non è una cosa da poco, perché bisogna, se ci crediamo, andare avanti con questi valori. Sono amministratore del comune di Limena come vice sindaco e poi come assessore dal 2009 e visto che ho, non so sia una virtù, un difetto, mi piace impegnarmi, sono anche presidente di un ambito territoriale di caccia. Questa è la denominazione. Io sono presidente perché mi sono messo a disposizione praticando l'attività
venatoria. Diciamo questo, potrebbe essere una cosa riduttiva, ma questo mondo è un ambiente che sovrappone non con molta facilità, ma comunque facendo in modo etico la parte ambientale e la parte che riguarda tutto il mondo dell'agricoltura. È una sfida non facile, ma un po' alla volta si riesce ad impegnarsi e c'è una collaborazione continua con tutti i territori e i vari enti sovracomunali. Anche questo serve, non per ultimo la conservazione della nostra rete di flusso idrico, e qua voglio spendere una parola perché ci sono col tempo, perché avevo finito, e passo la parola a chi mi viene dopo. Grazie Maurizio. Cristina Maranti, Presidente AI. Buonasera a tutti, grazie senatore. Mi presento, sono libera professionista, faccio parte da parecchi anni del coro della Cappella Musicale del Santo di Padova e abbraccio proprio in pieno questi valori che mi rappresentano, in quanto, come lui ha accennato, sono vicepresidente AIL, l'Associazione Italiana Leucemia di Padova. E per me il volontariato è una marcia in più ed è un'opportunità per chi ha bisogno, cioè il donare, per donare ricevi di più donando che non, cioè è un giro di parole che non so. Però questo ringrazio dell'opportunità e passo la parola. Grazie. Grazie. La parola è Enrico Pasqualone. Buonasera a tutti, tanto grazie senatore De Poli per questa opportunità. Mi presento, sono Enrico Pasqualone, ho 34 anni, sono attualmente sindaco del comune di Carmignano di Brenta, ruolo che ricopro dal 2021, sono vice sindaco dal 2014, quindi una lunga, diciamo, esperienza amministrativa all'interno del mio comune. Sono anche vicepresidente di ANCI Veneto e ricopro anche la carica di presidente del comitato dei sindaci del distretto 4 Alta Padovana, compito e ruolo molto impegnativo che mi ha portato a conoscere il territorio, ma soprattutto temi importanti come il sociale e la sanità. Il nostro ambito territoriale è composto da 28 comuni, 260.000 abitanti, un tema molto sentito che è anche una sfida per il futuro, perché sapete che le ATS, quindi i nostri nuovi ambiti territoriali sociali, gestiranno i servizi sociali e sociosanitari in maniera completamente diversa, in maniera omogenea, in maniera territoriale, e la Regione su questo ovviamente darà un grosso impulso proprio per lo sviluppo di questi ambiti. Io, pensando a cosa dover dire rispetto al mio percorso, facevo un pensiero rispetto a dove sono partito, e nel 2010, quindi a 19 anni, Antonio De Poli coinvolse me e coinvolse tanti altri giovani in una campagna regionale dove Antonio si candidò presidente della regione, e fu in quell'occasione lì per me una bellissima esperienza che mise al centro la passione politica, il servizio al territorio, e quello è un po' il filo conduttore anche del mio percorso. Un leader, quello appunto che conoscete benissimo, Antonio, che ci ha trasmesso questa passione e ci ha dato due principalmente input per tutti noi amministratori che lo facciamo un po' da tempo: il fatto della presenza, quindi l'esserci come amministratore sempre, e questo è quello che ci permette di conoscere il territorio, quindi la presenza, e il secondo aspetto è quello della competenza, che ti permette di dare delle risposte, a volte positive quando si può, a volte negative, ma sempre delle risposte per le nostre comunità, per il nostro territorio. E quindi con questi due buoni propositi ho accettato la proposta del senatore De Poli di candidarmi all'interno di questa bellissima squadra, e credo che con questi due valori, con questi due principi, torneremo in Regione Veneto dopo 10 anni. Grazie, buona campagna. Grazie. Adesso presentiamo la squadra di Verona. Vai.
Grazie. L'avvocato Diana Michelazzo. Buonasera, mi hai fregato la battuta però che dovevo fare. Buonasera, Diana Michelazzo, avvocato, già con questo metà voti sono andati, avvocato penalista del Foro di Padova. Io studio nell'Alta Padovana, ma anche uno studio a Padova e a Piove di Sacco. Sono anche una mamma di una dolcissima bambina di 6 anni e di un ragazzino adolescente che non è più tanto dolce, non saprei come definirlo. Credo che le altre madri di adolescenti possano capire in che situazione complicata io mi trovi. È la mia prima esperienza, però la cosa non mi spaventa affatto, imparo molto in fretta, sono a disposizione e soprattutto ringrazio Antonio per avermi coinvolto in questa avventura, soprattutto perché come si può non accogliere il messaggio della persona al centro? È un messaggio trasversale, è un messaggio che non si può non condividere. Io vengo in particolare dal mondo delle associazioni, dal mondo del Rotary, il cui slogan è il servizio al di sopra degli interessi personali. E quindi per me la persona al centro non è uno slogan, è un motto di vita, è assolutamente la mia bussola quotidiana nel mio lavoro. E poi, da ultimo, lasciami dire, è ora che le donne si mettano di più in gioco, ma non... Quando mi ha chiesto di partecipare ero molto spaventata, ma poi ho pensato, ci lamentiamo che le donne non sono presenti, ci lamentiamo che le donne non rappresentano le giuste quote. Io non voglio essere una donna che ha un ruolo perché me lo dà una quota rosa, io voglio gli stessi diritti di un uomo e voglio essere apprezzata perché sono brava, perché so quello che faccio, so quanto valgo e so quello che faccio, quindi non potevo assolutamente tirarmi indietro da questa cosa. Grazie a tutti. Grazie. Luigi Taccio. Sì, buonasera a tutti. Io lavoro per Enat, sono laureato in legge, in Enat sono anche un dirigente sindacale nazionale, sono presidente di un'organizzazione sindacale. Parallelamente a questa attività lavorativa sul piano professionale ho maturato una buona esperienza nel mondo delle società partecipate e pubbliche, sono stato anche 5 anni nei consigli di amministrazione e sono stato anche presidente degli organismi di vigilanza di 2 società. Accanto a questo, sul piano istituzionale, da 8 anni sono consigliere comunale a Padova, sono stato presidente della Commissione Sicurezza e Qualità della Vita, penso la più difficile, la più complessa della città, e da 3 anni sono capogruppo prima della lista Giordano e adesso del gruppo misto, e spero fra poco del gruppo DC. Gruppo DC che ringrazio Antonio De Polo per aver scelto me e per aver valorizzato il mio impegno sul territorio. Mi considero un consigliere di prossimità, sono sempre accanto ai problemi reali delle persone, perché penso che la politica per me è responsabilità, concretezza e qualità della vita. Responsabilità perché non è un mestiere, ma significa soltanto risolvere i problemi. Concretezza perché la gente vuole fatti e non parole. Qualità della vita perché ogni scelta pubblica deve migliorare la qualità della nostra vita. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Luigi. Iniziamo Venezia. 1, 2, 3, Paolo. Federica Morello. Sono Federica Morello, buonasera a tutti. Quando il senatore De Poli mi ha chiamato, più che così trepidazione, ho sentito veramente il senso di responsabilità e l'onore per questa chiamata. Una chiamata che onora i cittadini che vogliono spendersi, che vogliono dare qualcosa di se stessi alla comunità. Io ancora nel lontano 2001 ho cominciato a lavorare con Antonio De Poli e sono stata per 3 mandati amministratore del comune di Montagnana per quanto riguarda sociale, sanità, scuola e giovani. È stato un bel banco di prova perché veramente ci si forma come amministratori ma anche come cittadini a disposizione degli altri cittadini. E poi ho continuato con la mia professione, lavoro nel mondo della comunicazione, sono giornalista, sono storico dell'arte, mi occupo di cultura, mi occupo di musica e poi di volontariato e insomma di tante cose che insomma rendono anche varia la mia attività. Ecco, io sono veramente felice e onorata di questa proposta
e vi chiedo veramente di essere tutti uniti per portare avanti questi valori, questa responsabilità nel fare qualcosa per gli altri. Grazie. Grazie. Adesso prendiamo Treviso. Vediamo poi anche lo primo benvenuto insieme, vai. Eccoli. Che sono le più piccole, le due aree più piccole ma fondamentali importanti del nostro territorio veneto. Adesso chiudiamo con Nicola Zordan, sindaco di Beggiano. Buonasera a tutti, sono Nicola Zordan, ho 35 anni e dopo 10 anni come amministratore, prima da consigliere e poi da vice sindaco, è da 3 anni che sono sindaco del mio comune Beggiano. Sono l'ultimo che parla, si stufi, spero non l'ultimo anche il 24 novembre. In più mi sono piaciute le parole di Alberto prima e le faccio anche mie, sono uno a cui non mi piace perdere tempo, quindi perché ho deciso di candidarmi? Perché dopo 15 anni a fianco di Antonio credo fortemente in tutte le parole, in quei valori che ci ha espresso anche mezz'ora fa con tanta passione e cuore, quindi grazie Antonio di avermelo chiesto e buona serata a tutti quanti. Allora, grazie. Grazie, ma io ho voluto questa sera presentarvi un po' la squadra padovana, la squadra veneta, il nostro candidato a presidente della giunta regionale Veneto, ma soprattutto ho voluto far passare un messaggio, quella di presenza, di concretezza, di costruzione, non di un pacco che può essere anche grosso di carte, ma di un pacco di idee, di programmi concreti che vengono da ognuno di voi, che parte dal mondo dell'impresa, dell'artigianato, del commercio, ribadisco, dell'agricoltura, che parte dal mondo del volontariato, del terzo settore, che parte dal mondo delle costruzioni, quindi delle associazioni di categoria, che parte dal mondo degli amministratori locali, dai sindaci, dagli amministratori che ci sono, che parte chiaramente da tutta la nostra società. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti, lo citavo prima ma lo vorrei ricitare, che è quello che una volta nessuno guardava, queste cose adesso tutte ce le chiedono, il che significa che c'è una società che ha cominciato a capire e a vedere che la politica, questa è la mia speranza, che i cittadini non vanno più a votare perché non hanno più fiducia. Io chiedo, lo dico sempre, adesso tutti qua i miei si metteranno a ridere, perché lo dico in ogni posto, in ogni luogo, noi eleggiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 consiglieri regionali, 5 province su 7, mentre a Rovigo e Belluno ne eleggiamo 2 a Belluno e 3 e 2 a Rovigo. 2 terzo corretto. 2 barra 3, dai, a Rovigo. Quindi voglio dire, qui ne eleggiamo 9. Al di là di loro che sono andati a vedere in internet quali sono, perché ormai lo sanno, nessuno qui dentro mi sa dire i 9 nomi uno dietro l'altro, e siamo più di 600 persone, i 9 nomi dei consiglieri regionali che sono stati in carica per 5 anni e mezzo oggi, perché abbiamo purtroppo per la questione del Covid l'abbiamo allungato, no? Bene. I 9 nomi non ce li ricordiamo, 1, 2, 3, i più bravi arrivano a 5, 6, ma proprio non plus ultra, il che significa che è mancata la politica, siamo mancati nella nostra società, nei nostri cittadini, nei bisogni, nelle richieste. E questo che oggi dobbiamo farsene carico, di trovare chi concretamente torni ad essere in mezzo e tra la gente, tra di noi, no a roba strana, no extraterrestri, ma con quella concretezza e la capacità di esserci, di ascoltare, di capire, di sbagliare, e questo è nella vita normale, ma però di cercare di dare la risposta per il bene della nostra società, di ognuno di noi. Io credo ancora che la politica sia servizio prima di qualsiasi altra cosa, come lo sono tantissimi altri lavori, ma in modo particolare la politica è servizio,
E se ci crediamo a questo dobbiamo oggi fare una scelta importante e fondamentale. Scegliere realmente e concretamente chi vogliamo mandare lì nella regione, che è l'organo di programmazione, che è l'organo decisivo per una serie enorme di materie nel nostro territorio, che è l'organo legislativo, fa le leggi per la nostra regione. E io credo che questo sia uno degli aspetti importanti e fondamentali. E secondo, tu dove metti le cose, infila le cose, quindi fai le priorità, ci sono le ricadute nel territorio. E più tu ascolti, fai rete, capisci, conosci, più forse, io credo, ci riescono a dare le risposte più concrete rispetto ai bisogni e alle situazioni, e possiamo chiaramente non fermarci negli allori della storia, che siamo i più belli, i più bravi, i più grandi, quelli che hanno ricostruito la locomotiva d'Europa, del mondo, e dobbiamo ringraziare i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, e oggi per caso siamo, in senso buono, colpa di tutti, primis della politica di tutti, siamo un po' adagiati. Allora dobbiamo ripensare al futuro, dobbiamo ripartire, perché la capacità del Veneto di costruire dell'intelletto, di tutto quello che sappiamo, siamo noi, con le nostre mani, con la nostra testa, con il nostro pensare, con la nostra intelligenza. Possiamo ricostruire, rivedere, ripartire per il futuro, l'abbiamo sentito prima. Io credo che questa sia la scommessa che abbiamo di fronte. Oggi c'è un giro di boa con queste elezioni. Se lo sappiamo prendere, avremo sicuramente vinto per quello che riguarda il nostro futuro, per ognuno di noi, per i nostri figli, per i nostri genitori. Se facciamo un errore, forse non riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tante medaglie, ma di queste medaglie, toc, 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 le stiamo perdendo. Dobbiamo riprendere, ma non per avere la medaglia, che non serve a nessuno, ma per poter dare quelle risposte, quei servizi che i nostri cittadini hanno bisogno. Se pensate e credete a questo, dateci una mano, fate una bella croce su questo simbolo, una croce sulla croce, una bella croce, ma soprattutto in ognuna delle vostre province, eccetera, se potete date anche la preferenza a ognuno di noi. Ma comunque, chiaramente, automaticamente vai candidato a presidente, ma al di là di questo, come ho detto prima, tante volte non ci sono colori di appartenenza rispetto a questo, ma pensate ai valori che possiamo rappresentare. Molti di voi ci conoscono, mi conoscono e sanno bene che queste parole non sono parole buttate al vento. Vedo tantissime persone che prima mi sono dimenticato anche del mondo sindacale, eccetera, e io vi ringrazio, ma veramente non perché sono dietro un microfono, sono quelle sensazioni che fanno venire il pel d'oca, perché vedere tanti amici, tante persone che sono qui questa sera ad ascoltare in una campagna elettorale è una cosa di una straordinarietà, per quello che mi riguarda, enorme. Io vi considero la mia grande squadra, ma non la mia grande squadra da un punto di vista personale o partitico. Pensate cosa vi sto dicendo, la follia che vi sto dicendo. Vi sto dicendo una follia, infatti dopo prenderò le parole da tutti i miei amici qui in prima fila in bianco come me. Ma però sul pensiero. Io credo che questo pensiero ci unisca, perché se riusciamo a unire a un pensiero riusciamo a fare il Veneto grande per il nostro futuro e per ognuno di noi, per quello che rappresentiamo. Io su questo vi ringrazio con tutto il cuore. Grazie di cuore, buona serata a tutti e un po' alla volta andiamo verso il buffet di là, perché sennò diventa un po' di... no? Aspetta, ecco, ho sbagliato, come sempre, il bello della diretta, vai! Allora, abbiamo fatto questo sacchettino che prima vi abbiamo fatto scrivere le cose, questi due sacchettini, abbiamo pensato di farvi qualche pensiero, le nostre fette, a random qui peschiamo. Allora peschiamo qualcuno, tanto per fare così, Maria Chiara Pantinato, non so chi sia, ma se c'è, alzi la mano e gli diamo una bella felpa. Signori, vai. Dopo i suoi tagli vedremo dopo. Una di qua e una di là. Poi grazie. Agnello Farina,
Daniele Farina, eccola qui. Vai. Cristina Brunello. Vai. Sabrina Trevisan, sono tutte donne. Gli uomini sono scappati, poveri noi, piccoli indifesi. Sto scherzando. C'è Francesca Capuzzo. No, scappata via. Ce l'hai là. Lucia Lazzarini. Ciao, tutte donne veramente. E Girolamo Campagnolo, gli ultimi 2 o 3 che ci sono, Cesare Paggiano, Mattia Fasolo, l'ultima o penultima, Andrea Pellanda, le ultime 2, Lorenzo Boaron e Gianni Ennio. Grazie a tutti, buona serata, dopo il declino.